Eccoci insieme cari telespettatori. Allora adesso andiamo al mare, almeno auspichiamoci di riuscire ad andarci, ma siccome ci colleghiamo con un'oasi fantastica sul mare, ovvero Albarella, e in modo particolare siamo collegati con Mauro Rosatti, direttore generale Albarella SRL, ben arrivato qui con noi virtualmente perché lei si trova in un posto bellissimo, vedo già alle sue spalle il verde, vero direttore? Buonasera a tutti, sì, mi trovo proprio all'inizio della nostra bellissima isola. Come vedete alle spalle c'ho il verde che è l'elemento comune più bello della nostra isola. Ecco, infatti, allora auspichiamo tutti, facciamo gli scongiuri di riuscire quest'estate a poter andare a poter accedere anche al mare, tra le altre tante bellezze che ci offre il nostro paese, la nostra regione, ben sapendo che ci dovranno essere delle attenzioni, delle cautele, insomma tutto quello che verrà raccomandato al fine di non incappare in una situazione nuovamente di chiusura. Detto questo, vediamo di capire Albarella dove si trova, che connotazioni naturalistiche presenta, che cos'è come realtà turistica ma anche ambientale. Albarella è un'isola sul delta del Po, si trova a pochi chilometri da Rosolina Mare, è raggiungibile attraverso una strada di collegamento che è l'inizio della vacanza per tutte le persone che arrivano, poiché si trova su un lato il Po di Levante, sull'altro lato una bellissima laguna spesso visitata da fenicotteri rosa, quindi l'arrivo in quest'isola è già qualcosa di estremamente piacevole, estremamente unico. Si arriva, si attraversa un porto, c'è un porto turistico dedicato all'isola del Barella, e poi si arriva in quest'isola, un'isola di 600 ettari, in cui l'accesso è esclusivamente privato, avviene per coloro che sono proprietari all'interno dell'isola, piuttosto che coloro che scelgono di fare la loro vacanza nelle case, piuttosto che negli alberghi che esistono all'interno dell'isola. È un accesso con una portineria vigilata 24 ore su 24, e si entra in questo paradiso di 600 ettari dove, attraversandolo nella sua parte centrale, non si percepisce la costruzione. C'è una bellissima parte naturale dell'isola dove si trovano milioni di piante. L'isola è circondata dal mare, è un'isola quindi, è circondata dal mare su un lato, dalla laguna sull'altro, quindi c'è un bellissimo percorso ciclabile pedonale di 10 km, che è il perimetro dell'isola che si può percorrere dall'alba verso il mare al mattino, al tramonto sulla laguna verso la sera. Quindi un bellissimo percorso che è il primo elemento di visita che tutti i nostri ospiti quando arrivano ad Albarella tendono proprio a percorrere. È un'isola che è abitata non soltanto durante il periodo estivo, vero? L'isola è un'isola abitata sempre, come dicevamo si trovano molte seconde case, i proprietari che sono i nostri primi ospiti per numero, e ci sono circa 3.000 case nel Barella, quindi sono case che vanno da appartamenti di piccola dimensione fino alle grandi ville esclusive con piscina. Si trovano all'interno dell'isola 2 hotel, uno affacciato sul campo da golf, perché l'isola anche dispone di un campo da golf di 18 buche, e inoltre un albergo sulla spiaggia, l'Hotel Capo Nord, che si trova sulla spiaggia di Capo Nord, che è una parte della spiaggia dell'isola, perché l'isola è una grandissima spiaggia, una spiaggia che va dalla parte sud fino alla parte nord, complessivamente lunga circa 3 km, è una spiaggia di circa 350.000 metri quadri, cioè quasi 60 campi di calcio regolari. Quindi dall'entusiasmo con cui lei me ne parla capisco che è innamorato di quest'isola. Non si può vivere qua, non si può venire qua se non si è innamorati di quest'isola. Posso dire che noi anche sulla parte turistica tutti i nostri ospiti sono repeaters di lunghissima data. Quando uno arriva ad Albarella per la prima volta se ne innamora, moltissimi degli ospiti poi sono diventati a loro volta proprietari perché appunto hanno deciso di acquistare la loro seconda casa qui in isola, e comunque l'isola ha le caratteristiche anche di essere una piccola comunità, quindi ci conosciamo bene con i proprietari, abbiamo un rapporto, non dico quotidiano, però molto frequente con i proprietari per soddisfare quelle che sono le loro esigenze, così come quelle che sono le esigenze dei nostri ospiti. Quindi non c'è un turismo di giornata, mordi e fuggi come in altre località, ma è un qualcosa che viene scelto proprio come residenziale, turistico-residenziale sostanzialmente. Questo per raccontarlo a chi non conosce la realtà. Ecco, sicuramente il nostro turismo è un turismo fatto molto per esempio di gruppi sportivi, che sono quelli che fondamentalmente vivono l'isola durante la bassa stagione, quindi nei mesi di aprile, nei mesi di maggio, quindi nei mesi di settembre. Noi facciamo grandi incentive sportivi, quindi di tutti gli sport. Considerate che Albarella rappresenta tutti gli sport che si possono praticare. E il più diffuso, per esempio il tennis, abbiamo
un numero di campi da tennis in terra rossa che supera quelli di Wimbledon, abbiamo un bellissimo campo da golf, 18 buche, e quindi lo sport è al centro proprio di quelle che sono le attività di gruppi sportivi che scelgono la barella per le loro finali, per i loro tornei, per i ragazzi. Però ci sono appunto poi dopo tutte le vacanze legate al turismo balneare, che sono vacanze mediamente lunghe, quindi mediamente non il fine settimana, vacanze dalla settimana in su, molte sul mercato straniero, quindi tendenzialmente vacanze che possono durare anche molte settimane sicuramente. Poi ci sono i proprietari che comunque ci sono coloro che ovviamente vivono da Barella, quindi la Barella è un'isola che vive tutto l'anno per il fatto che esistono persone residenti ad Albarella o comunque persone che avendo la seconda casa possono decidere in un qualunque giorno dell'anno di arrivare nell'isola e di poter fare la loro giornata nell'isola usufruendo di quelli che sono i servizi che sono sempre garantiti. Ecco, in questo allora quindi un po' contestualizziamo, relativamente al discorso delle residenze ci sono villette, appartamenti, condomini, palazzi, a parte i 2 hotel di cui l'hai menzionato, che tipo di offerte? Ecco, diciamo che ad Albarella è tutto orizzontale, quindi se si percorre l'isola in bicicletta, che è il mezzo più diffuso per la circolazione dell'isola, in isola durante l'estate ci sono anche 10.000 biciclette che possono incontrarsi nelle strade e che hanno sono diciamo, l'ospite principale della strada. Il movimento dell'isola in bicicletta è praticamente quello che più ti consente di entrare in contatto con l'isola e in relazione con l'isola. Abbiamo le case che sono piccoli appartamenti, quindi dal piccolo appartamento in un condominio orizzontale, quindi possono essere anche moltissimi appartamenti sono waterfront, perché nell'isola abbiamo una parte verso ovest, verso la laguna, dove furono creati dei bellissimi fiordi artificiali e quindi questi appartamenti si affacciano sull'acqua, quindi sono dei bellissimi appartamenti anche con una stanza da letto, però che si affacciano sull'acqua, quindi che danno la possibilità di avere dei tramonti che sono spettacolari. Fino ad arrivare, come dicevamo, alle ville con piscina, quindi anche ville esclusive, sono nostre oppure di alcuni proprietari per una seconda casa, appunto, che hanno spazi di giardini molto ampi. In generale tutte le case qui, anche le piccole case, hanno questa caratteristica di disporre di spazi molto grandi, sia interni che esterni. Questo sicuramente è un punto di forza dell'isola molto importante. Anche i nostri hotel sono hotel dalle camere molto ampie, se consideriamo Capo Nord è un hotel di nuova costruzione, è un hotel che ha circa 5 anni, è un hotel che fu costruito interamente con lo scopo di avere delle soluzioni anche residenziali nello stesso, quindi la forma principale di chi sceglie la vacanza presso il Capo Nord è quella della studio, quindi come praticamente residenza, e quindi ha la possibilità in pochissimi passi poi di raggiungere la spiaggia oppure di usufruire della piscina benessere che l'albergo dispone. Ecco. L'altro hotel invece è più piccolo e si affaccia sul golf, quindi l'hotel che tendenzialmente viene utilizzato, questo sì, molto più spesso nella Formula Weekend da parte di golfisti durante le gare che tutto l'anno si svolgono presso il nostro campo. Perfetto, lei mi ha descritto una situazione oggettiva, siccome con tutte le persone responsabili, direttori vari, presidenti eccetera, con cui noi interagiamo nel settore turistico lamentano e anzi paventano un periodo terrificante. Lei mi sembra molto tranquillo invece, molto ottimista eccetera, cioè, non vede quindi una stagione che possa essere in qualche modo danneggiata da quel che è successo e tra l'altro anche la gestione delle distanze, tutte le procedure di sicurezza, la vede attuabile con maggior facilità? Allora, partiamo sicuramente per me questa diventa una stagione di sfida, dove sicuramente potremo introdurre l'innovazione in molte delle nostre attività e quindi sicuramente una stagione dove possiamo vedere molti risvolti positivi. E dal punto di vista delle prenotazioni, sicuramente noi siamo un'isola dove il 70% del mercato è il mercato straniero, quindi il mercato straniero quest'anno sarà sicuramente in misura ridotta, sono convinto che non sarà sicuramente azzerato, però sarà in misura ridotta, quindi sicuramente ci affacceremo sul mercato nuovo che è quello dell'italiano. Quindi l'italiano che conosce Albarella sicuramente non può che non sceglierla, perché un luogo sicuro come Albarella sicuramente non esiste altrove, ma l'italiano che non la conosce, non appena potrà visitare il nostro sito www.albarella.it oppure prendere informazioni presso il nostro ufficio booking, sicuramente potrà percepire tutte quelle che sono le caratteristiche di sicurezza e di qualità della vacanza di cui stiamo parlando. Per cui lei dice ottimisticamente non ravvedo problematiche tutto sommato, e finora non avete avuto danni da questa situazione allora? Allora, posso dire che sicuramente i danni ci sono stati perché le cancellazioni del mercato estero ci sono state, perché sicuramente il mese di aprile per noi è l'apertura dell'isola, quindi non aver fatto la Pasqua in isola è un danno sia sotto il profilo turistico
sia sotto il profilo dei proprietari, perché l'isola cioè la pascolo dei proprietari in isola è l'elemento che apre la stagione, e quindi non essere stata sicuramente è un danno anche sotto il profilo anche semplicemente affettivo verso le persone, oltre che economico. Certo. Quindi sicuramente un danno c'è stato. Aver perso la Pentecoste sicuramente rappresenta un altro danno, quindi essere ancora chiusi rappresenta un altro danno. Però se noi avessimo da domani delle linee guida per poter aprire, siamo convinti di poterle soddisfare tutte al 100%, poiché quella che è la difficoltà che qualsiasi altra località turistica può incontrare nell'affollamento, nel distanziamento, queste sono delle caratteristiche naturali che noi abbiamo all'interno dell'isola, che abbiamo sempre garantito nelle stagioni normali, e in questa stagione saranno ancora più sorvegliate queste misure, però sono misure che nell'isola sono sempre state considerate. Quindi noi sicuramente le rafforzeremo, sicuramente miglioreremo i controlli su queste misure, però dovremo concentrarci su quella che è la cosa più importante per la vacanza, cioè il sorriso, l'ospitalità verso le persone, perché dopo questi mesi difficili per tutti, questo è quello che le persone cercheranno nella vacanza. Sicuramente non vorranno fare una vacanza dove sono perseguitati dalla sicurezza, devono quella trovarla naturalmente nel posto in cui scelgono per la loro vacanza, e invece devono trovare in maniera abbondante tutto quello che dicevamo prima, cioè l'ospitalità, il sorriso e il relax nel posto in cui vorranno raggiungere per la loro vacanza. Ecco, quello che un po' spaventa molti è il riuscire anche a far rispettare, come diceva lei appunto, certe norme di cautela, di distanziamento in un momento in cui le persone vogliono rilassarsi, lasciarsi un po' andare, eccetera, per cui il rischio che poi possa succedere qualche cosa qualora, e speriamo che non sia così, il virus fosse ancora presente è abbastanza pressante, perché poi le strutture alberghiere, se non è la struttura di ricettività, comunque qualora si verificasse qualcosa interviene l'INAIL, quindi è un incidente, infortunio sul lavoro, ci sono tante problematiche connesse. Quindi la procedura di sicurezza anche in hotel voi siete riusciti a codificarle nei limiti in cui si può farlo prima di un DPCM definitivo? Allora, guardi, sicuramente su questo abbiamo lavorato da subito, cioè la professionalità in queste cose è estremamente importante, quindi avere persone che sono preparate anche al cambiamento, preparate all'innovazione, e questo fa parte del nostro team. Quindi sicuramente noi abbiamo da subito instaurato e realizzato in isola una task force, sì. Abbiamo nominato un Covid manager, abbiamo avuto dei consulenti che ci hanno potuto seguire su tutta la parte di messa in sicurezza di tutte le attività che esistono all'interno dell'isola, e quindi fondamentalmente siamo partiti da subito, anticipando molti di quei provvedimenti che poi mano a mano sono usciti, ai quali sicuramente noi ci dovremmo assolutamente adeguare. Quindi questo è già un punto di forza molto importante, che capiamo che sicuramente il singolo albergo non può realizzare certo una struttura del genere. Noi invece in realtà, amministrando un'isola, abbiamo la necessità e il dovere di farlo, e l'abbiamo fatto in modo estremamente professionale e preparato. Quindi abbiamo comunque messo in piedi un piano di azione che riguarda l'isola a 360 gradi, e mano a mano che le attività vengono aperte questo piano si attua nelle stesse. Per quanto riguarda la parte alberghiera, sicuramente noi abbiamo la fortuna e il privilegio di avere anche qui questi grandi spazi che sono elemento essenziale, ma anche la fortuna di avere non delle camere d'hotel classiche, ma degli appartamenti, dove quindi stiamo molto spingendo la formula residenziale, quindi l'utilizzo di questi spazi in formula residence, dove uno potrà poi scegliere eventualmente di mangiare in uno dei tanti ristoranti dell'isola. I ristoranti dell'isola sono una decina e sono tutti ristoranti che hanno spazi ampi all'aperto, quindi non sono ristoranti che svolgono la loro attività in un ambiente chiuso, oppure potrà scegliere una delle forme del delivery che comunque in isola stiamo fondamentalmente mettendo in atto, sia per la parte del food che per la parte del drink, e quindi questa parte di delivery sarà sia nelle case sia poi anche nelle spiagge, che sarà un altro elemento dove il distanziamento sarà molto importante. Ecco, lei reputa, e questo un po' in generale anche estensivamente per altre strutture di spiaggia, che possa essere utile istituire delle figure di steward o hostess che in qualche modo nello stabilimento balneare in spiaggia, con le dovute modalità, verifichino questi distanziamenti, in modo che le persone poi siano tranquille, visto che ci saranno famiglie, che potrebbero esserci stranieri, perché se ci fossero stranieri alcuni la vedono un po' il problema, per esempio in Russia o i tedeschi non usano le mascherine, tanto per fare un esempio, quindi possono esserci, insorgere delle piccole problematiche. Chiamiamole piccole. Certo, un altro aspetto molto importante per gestire l'emergenza secondo me nelle realtà turistiche riguarderà la formazione del personale, quindi a quelli che sono i valori del turismo, che comunque devono essere trasmessi e formati nel personale, sarà importante
trasferire tutte quelle che sono le procedure di sicurezza e i regolamenti che devono essere attuati. Quindi per noi questo è un punto essenziale, stiamo già lavorando sulla formazione, sul personale che inseriremo andremo sicuramente a fare una formazione molto attenta su questo, che evidentemente le misure poi di controllo, le misure anche di sicurezza del dipendente dipendono proprio da questa formazione. Per la spiaggia sicuramente gli steward sono delle figure indispensabili in questa stagione, cioè, normalmente esistono nella spiaggia delle figure che si chiamano assistenti alla balneazione, in questo caso invece dovranno essere istituite anche delle figure di steward altamente specializzate che saranno predisposte sia alla definizione, cioè alla spiegazione dei regolamenti di accesso alla spiaggia. Nel nostro caso anche qui il contingentamento delle persone sicuramente non è necessario, perché la nostra spiaggia, come dicevamo, dispone di 350.000 metri quadri di superficie. Normalmente noi realizziamo un distanziamento tra ombrelloni di 4 metri tra un ombrellone e l'altro, se vogliamo parlare di distanze, che è un distanziamento estremamente importante. Quest'anno sarà ulteriormente incrementato, quindi tendenzialmente il distanziamento ci sarà. Sicuramente ecco, la parte più attenta, qui ci vorrà molto anche la collaborazione dei genitori e delle famiglie, sarà quella dei bambini, di garantire il distanziamento dei bambini. Per noi è un'attività anch'essa importante, estremamente per la sicurezza dei bambini, e su questo avremo il supporto della nostra animazione, che comunque noi ci avvarremo dell'animazione quest'estate, quindi per istituire quello che sarà un mini club, evidentemente in una formula nuova, dove però il distanziamento sarà elemento essenziale anche qui per i bambini, per poterne garantire la loro salute. Infatti sì, questo senza dubbio. Voi siete d'accordo finora con i provvedimenti che sono stati presi e che quindi vedono tra le ultime aperture quella turistica, o si poteva osare di più, o è corretto farlo a seconda poi dei territori? Un po' cosa pensa a riguardo? Io penso che la salute delle persone debba essere sicuramente al primo posto, deve però essere considerata anche fondamentalmente l'attività economica delle imprese come una cosa molto importante. E ritengo che ovviamente noi ci adegueremo a quelli che saranno i provvedimenti nazionali, e ritengo che sicuramente la nostra isola, la nostra sicurezza, le nostre caratteristiche sono caratteristiche talmente uniche che ci permetterebbero di aprire già adesso. Noi come scelta abbiamo già, per esempio, siamo stati la prima azienda in Veneto ad aprire il campo da golf, perché ripeto, qui il distanziamento è una condizione naturale, quindi quello che difficilmente gli altri riusciranno a realizzare e contenere, per noi è una condizione naturale, per cui ci riteniamo assolutamente in una posizione privilegiata. Quindi se avessimo dovuto guardare la nostra realtà, sicuramente avremmo potuto ambire all'apertura quanto prima, così come le seconde case, cioè il raggiungimento delle seconde case è stato molto forzato in termini di libertà di poterle raggiungere. Per noi questo è stato sinceramente, possiamo chiamarlo un danno, perché onestamente non abbiamo potuto vedere l'occupazione delle case da parte dei proprietari, che effettivamente anche qui non avrebbero corso alcun rischio. Aggiungiamo inoltre che la Barella, oltre a tutta la sicurezza che prima abbiamo descritto, dispone di un servizio medico privato, 24 ore su 24, c'è un personale medico equipaggiato anche di ambulanza, quindi abbiamo già predisposto anche nel servizio medico il protocollo Covid, quindi per affrontare eventuali casi che dovessero sorgere all'interno dell'isola. Quindi vi siete un po' strutturati in modo autonomo per poter far fronte un po' a tutte le evenienze, quindi siete una realtà tra virgolette fortunata rispetto ad altri che possono avere difficoltà di qualche genere, o secondo lei tutto sommato i nostri litorali con le tempistiche dovute recupereranno terreno e quindi non ci sarà più di tanto da preoccuparsi? Cioè, secondo me il problema principale delle altre località riguarda il contingentamento degli ingressi, perché onestamente contingentare gli ingressi, soprattutto nei fine settimana di luglio ed agosto, diventa piuttosto difficile. Noi, nel nostro caso, la portineria unica, un accesso unico, è un elemento essenziale per proteggerci e difenderci da questo tipo di problema. Quindi penso sia quello principale che dovranno affrontare tutti gli altri. Sì, questo senza dubbio è un dato di fatto. Tra l'altro, per curiosità, so che lei ha anche la direzione di un'altra località in Puglia, da tutt'altra parte, Pugno Chiuso, è corretto? Certo, abbiamo un altro complesso turistico che si trova vicino a Vieste, Pugno Chiuso Gruppo Marcegaglia SRL, è un villaggio turistico, è una realtà sicuramente molto diversa dalla Barella, però che ne ha molti elementi comuni. Quindi il principio innanzitutto anche lì dell'accesso controllato, quindi anche lì esiste una portineria presidiata 24 ore su 24, dove l'accesso avviene attraverso un titolo, quindi il fatto che uno sia proprietario oppure anche lì che sia un ospite presso i due nostri hotel che ci sono in questa bellissima struttura, un hotel 4 stelle, un hotel 3 stelle, quindi diciamo che lì la vacanza è la vacanza tipica del villaggio turistico. Chiaro. Sicuramente anche lì lo spazio è molto grande, anche lì gli spazi sono immensi. La spiaggia non è così grande come la nostra, però gli spazi esterni sicuramente possono anche essi aiutare
questo distanziamento. E in Puglia ci sono provvedimenti che pensa possano essere diversi? C'era appunto il governatore Emiliano che parlava di tamponi per chi dovesse accedere alle strutture di ricettività, parlava di controlli preliminari in modo da poter avere accesso diretti. C'è qualcosa che vi può preoccupare oppure pensa che sia tranquilla anche la situazione? Siete messi bene anche con le prenotazioni? No, guardi, in Puglia sono partiti da un vantaggio rispetto a noi, perché comunque ad esempio la manutenzione delle spiagge piuttosto che dei villaggi turistici è stata consentita da prima rispetto al Veneto e ad altre regioni, quindi sicuramente sono partiti da un vantaggio. Ora vedo un po' più di incertezza rispetto al Veneto, devo dire la verità, sul fatto dell'apertura, quindi c'è sicuramente una forma di protezionismo verso la regione maggiore di quella che vedo all'interno del Veneto, nel senso appunto di queste politiche eventualmente eseguire i tamponi o altre autocertificazioni verso l'arrivo dei turisti. Per quanto riguarda Pugno Chiuso, le prenotazioni sono anche lì iniziate e sicuramente è un tipo di villaggio che tende ad essere prenotato tendenzialmente da italiani, quindi un mercato non cambierà sicuramente. Le prenotazioni tendenzialmente avvengono più avanti nella stagione. Certo. L'idea comunque è quella di aprire il villaggio alla fine di giugno, quindi non come al Barella che puntiamo ad un'apertura agli inizi di giugno, se possibile anche le spiagge prima. Per quanto riguarda Pugno Chiuso invece l'apertura è stata posticipata al 27 di giugno. Ah, quindi già lo sapete già ora, insomma, comunque. La situazione. Sì, l'apertura nostra è fondamentalmente da sito internet e comunque l'apertura che stiamo programmando in termini di avviamento proprio è per fine giugno. Perfetto, allora siamo giunti al termine. Io la ringrazio perché almeno abbiamo affrontato anche una realtà positiva, perché ci sono tanti invece che purtroppo lamentano grandi difficoltà, quindi questo può dare anche entusiasmo, ci sono delle possibilità se riuscite anche voi a ravvedere che nonostante l'indotto turistico straniero che avevate si contempererete con presenze italiane, questo può essere di buon auspicio anche per altri, con le differenze del caso, perché effettivamente sono situazioni di ricettività molto diverse. Solo una cosa in chiusura, ma siete un po' elitari perché mi dice un'entrata unica, quindi è una cosa un po' per pochi privilegiati. Questa è una voce che comunque non è quella della realtà. Cioè, la Barella è uno che fondamentalmente potrà andare tranquillamente a soggiornare in un appartamento, decidere un appartamento che affitta una settimana, quindi le tariffe di prezzo sono completamente variabili, quindi sicuramente possono essere avvicinate a tutte le fasce, alle fasce di persone, di famiglie che decidono al Barella come luogo di vacanza, quindi sfatiamo questo mito. Va bene, ecco, perfetto, era bene fare anche una cosa del genere per aprire un po' a tutti quanti. Io la ringrazio moltissimo, speriamo appunto che veramente possiamo accedere a tutte le nostre spiagge. A lei buon lavoro, visto che ne avete anche da fare, buon mare, la invidiamo che lei è lì, una bellissima location senza dubbio, molto salutare. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a tutti, vi aspettiamo dal Barella, grazie, buon lavoro. Grazie, a voi telespettatori lascio invece alla pubblicità, poi ne ritorniamo insieme con un'altra intervista.